C'è qualche cognome italiano? Brusti non c'è. Ce n'è per così. C'è qualche piantanida magari? Fitzgerald. Pizzotti non c'è. Gianni Manico. Se c'è Gianni Manico, Lo chiamiamo se Gianni Manico. c'è Savona. Tex, no, i fans non vogliono vedere il culo però così. Scusa. Tira giù la gamba. Gianni Manico. Johnny. Eh sì, seconda generazione. Oh, è pieno di tedeschi, guarda che balle. Sono praticamente 2 pagine di tedeschi. L'elenco telefonico. C'è Corrado Tedeschi quando... Di Camplos. No, vanno da Schapansky a Schemenauer a Schnitzelwitz, Ah, ma tedeschi, pensavo tedeschi si va tedeschi di Germania. Pensavo quelli Fino a School c'è Schönwald, Schofsky e poi School. Adesso guardiamo Guarda, Esposito. altri nomi. Esposito. Esposito c'è di fisso. Diodato, guarda se è Diodato. Esposito c'è dei Dio Tallefi. Espinas, Catering, Espresso, Non c'è Esposito. non c'è Esposito. Incredibile. Beretta. Mancuso. Ma vuoi che un Rossi non c'è, dai. La Rossi è matematico. Ma no, ma che cazzo sembra Rossi, dai. C'è Roy Rogers. C'è veramente... C'è Roy Rogers. C'è Roy Rogers. C'è Romeo. Sono anche Giulietta, allora. Rossi J, Rossi S, Rossi C, Rossi Frank, Rossetti, Rota, Rotanino, con delle colonne sonore. quello lì. Dove era finito? Che non si sentiva più. Romeo, Romeo Alice, Romeo James, Romeo Lloyd, Romeo M, Romanin, c'è D Romanin e L Romanin, C'è Scadio Tallevi. Romano, Maria Carmela, Romano Murray, Murray Romano c'è. Norm Romano. Ma basta di parolacce. C'è Rocky Mountain, Rangers. Sono i Rangers, per chiamare il signor Ranger. Metta via sto rock, visto? Geremia. Grey Sox. Kamloops Grey Sox. Fino a ieri era White Sox, adesso è già Grey. Ecco. Questa non pubblicarla, però direi che non è il caso. Gillespie, Dizzy. Odella Grandi, Guerini, C'è questo c'è Siffredi. c'è Giovanni Guercio, Ma Siffredi. Siffredi, Si fa vedere. Se c'è Siffredi gli telefoniamo. Sta un po' fermo, cazzo di Buddha. Sei sempre davanti all'obiettivo. Se Siffredi lo chiamiamo, gli dico, non sei nessuno. mi piace, Siffredi non ce l'abbiamo.
C'è Sirianni però. Però guarda se c'è Holmes. Oh, secondo me c'è. Sapete cosa vi dico? Ma tu come ti poni nei confronti delle religioni orientali? Perché? Così domande. Perché? Perché c'è la dentistica di religioni orientali anche. No, apparentemente no. Però vedere su un Buddha. Vabbè, ma avete finito di fare i due? Cosa mi avete nascosto? Mi avete nascosto, me lo hai detto cosa? Un Buddha. Vabbè. Cosa avete fatto? Cosa avete fatto? Cioè, ma devo vedere cosa mi avete messo nello zaino. Apparentemente niente. Vabbè, sotto il letto. Ah, sento ora. Sento che il ferro da stiro dove cazzo l'avete preso? Siete almeno in grado di rimetterlo al suo posto. L'ho portato io da casa. Sei preso tutto a casa. Sì, ok. Poi abbiamo la Sacra Bibbia, ok? E The Teaching of Buddha. L'insegnamento di Buddha nella pratica versione inglese e cinese, giapponese, via che cazzo è. Abbiamo terminato Buonanotte. o c'è ancora roba? Mi ferro la stia.